Buonasera gentili ascoltatori, abbiamo l'occasione propizia questa sera di un prepartita importante. Abbiamo con noi Pietro Luotti con il quale vorremmo fare il punto di situazione della partita, del campionato e anche, visto che sei allenatore, delle tue categorie che alleni, quelle giovanili. Ma innanzitutto, come stai Pietro? Sto bene, sono appena rientrato da un infortunio, lunedì ho tolto il gesso alla mano, adesso con calma rientro, il campionato è ancora lungo e quindi ho tempo per recuperare al meglio. Sì, c'è anche una sosta, quindi probabilmente per il 6 di aprile forse potresti Sì, la anche... prossima partita ci sono. A prossima partita c'è. Ecco, molto bene. E invece di prossima partita parliamo di questa partita. Una Hockey partita, Tiene contro Hockey Montecchio Precalcino. una partita tosta, un derby, il derby, più derby di tutti diciamo, fra Montecchio e Tiene. Una partita tosta, loro hanno due pedine mancanti che sono Giuliani e Davide Zanini, Sì. però questo non significa niente, sarà una partita difficile, molto, molto agguerrita. Speriamo di portare a casa i 3 punti. Sì, due squadre che vengono da un periodo che stanno bene entrambe, quindi immagino uno scontro acceso, una rivalità, come hai già detto, da derby. Vincerà quale? Quella che ha più lucidità, quella che ha più, Vincerà secondo quella te, che avrà più voglia di vincere la partita. più voglia di vincere addirittura? Sì. E io mi fido dei miei compagni, so che possono dare tanto e fare una bella partita e portare a casa i 3 punti, quindi confido nei miei compagni. È stata preparata bene in questa settimana? Sì, il mister e tutti i compagni hanno lavorato bene tutta la settimana, abbiamo visto quelli che sono dei limiti magari tecnici che possono avere loro e abbiamo lavorato su quelli e lavorato anche sui nostri punti di forza. Bene. Per quel che riguarda il campionato invece come la vedi? Sono ancora 7-8 partite mi sembra. Sì, il campionato è molto aperto, c'è il Modena che adesso ha appena battuto il Novara che era prima in classifica, quindi c'è questa bagarre nelle squadre di testa, noi, Scandiano, Novara, quindi fino all'ultima giornata non si sa chi potrebbe salire e noi puntiamo a vincerle tutte e vediamo come andrà alla fine della Molto bene, stagione. ho già visto che stanno entrando in pista i giocatori, due parole sulle squadre giovanili. Squadre giovanili, io alleno l'Under 9 e l'Under 13, però posso parlare di tutto il settore dell'hockey Tiene che questi ultimi 2 o 3 anni sta crescendo molto, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo e dei risultati che stiamo ottenendo, speriamo con qualche categoria di poter puntare a qualche premio ambito, però ecco, vediamo. C'è anche un fuori programma mi pare, sotto Pasqua. Sì, abbiamo Cosa c'è? avuto la fortuna di ricevere questo invito per il torneo di Viareggio, un torneo, ringraziamo la società SPV che ci ha invitato Sì? e faremo questo torneo a più squadre, circa 5-6 squadre, sia per l'Under 11 che per l'Under 13, quindi un'ottima occasione per i ragazzi per accrescere e fare esperienza. Benissimo. Grazie Pietro, in bocca Grazie al mille. lupo, grazie a Pepi. voi tutti e buon spettacolo.
Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti inizierà gara 11, campionato di Serie A2 fra Hockey Tiene e Hockey Montecchio Precalcino. Presentiamo le squadre in pista. Hockey Montecchio Precalcino con Marco Todeschini numero 1, Andrea Zanini capitano numero 6, Filippo Tiella 7, Nicola Pozzo 9, Gianni Carraro numero 12, Elia Guglielmi 23, Michele Dalla Valle 44, Tommaso Graziani 66, Pietro Martini 77, Carlo Sanson 99, allenatore mister Ivano Zanfi. Ed ora Hockey Tiene a squadra di casa di mister Nicola Retis. Nicola Comin 18, Francesco Lievore 5, Marco Mandarini 7, Tobias Pellizzari 8, Alberto Rigo 9, Andrea Poli 13, Filippo Pallardin 16, Alessandro Conzato capitano 17, Damiano Dalpra 19, Alberto Dalla Vecchia numero 10, direttori di gara i signori Adriano Scozia di Vercelli, Giacomo Vischio di Tiene. Buon spettacolo! Gentili ascoltatrici ed ascoltatori, un cordiale buonasera e ben ritrovati sulla pista Ceccato di Tiene. Un saluto a voi tutti, un saluto soprattutto ai tifosi sia del Montecchio Precalcino, ai teleschermi, e ai tifosi del Hockey Tiene che stanno guardando la partita dallo schermo. E consentite un saluto a un piccolo gruppo di fan, un fan club sorto nella zona di Malo. Partita di cartello, questo 11° incontro, un derbissimo vicentino fra la squadra giallo-blu, l'Hockey Tiene, e il Montecchio Precalcino di Ivano Zanfi. Allora, le squadre sono già pronte, abbiamo già fatto le presentazioni, le avete potute sentire. Vediamo un attimo le formazioni in campo che si stanno preparando, e vediamo che è già in pista il Montecchio Precalcino, si sta raggruppando per il saluto iniziale. In porta vediamo con il numero 99 Carlo Sanson, poi abbiamo con il numero 6 il capitano Andrea Zanini, con il numero 9 Nicola Puzzo, col numero 23 Elia Guglielmi, col numero 44 Michele Dalla Valle, e questo è il quintetto di partenza ai vostri teleschermi, sulla destra dei vostri teleschermi, con la classica tenuta del Hockey Montecchio Precalcino bianco-verde, che è già partito ed è già partita la competizione. Le due squadre si trovano non separate di molto, diciamo che il Tiene è terzo in classifica, mentre
Montecchio Precalcino, in virtù delle ultime partite con delle buone vittorie che ha fatto, si è portato fuori dalla zona pericolosa di fondo classifica, adesso è sesto con 14 punti, quindi due squadre che si potranno affrontare a viso aperto e mettere in campo tutta quella volontà, tutta quella voglia di primeggiare che, come abbiamo sentito nell'intervista preliminare rilasciata da Pietro Luotti, forse sarà la carta vincente della squadra che riuscirà a vincere. Allora, il quintetto invece di casa vede in porta Nicola Comin col numero 18, poi con il numero 9 Alberto Rigo, col numero 13 Andrea Poli, col numero 16 Filippo Ballardin e col numero 17 il capitano Alessandro Conzato. Ecco, questi sono i due quintetti, come abbiamo già detto, la partita è cominciata, non vediamo un ritmo proprio infuocato, diciamo, pur essendoci molta rivalità, ma non si vogliono senz'altro scomporre i due mister, come adesso andremo a citare, sono Ivano Zanfi del Montecchio Precalcino e Nicola Retis del Tiene. Avranno preparato senz'altro la partita, questo incontro durante la settimana, ma soprattutto in questo pre-partita, nella fase di riscaldamento, avranno senz'altro richiamato i propri giocatori ad una particolare attenzione nei primi minuti di gioco. Trovarsi sotto di una rete, pur essendoci tutto il tempo della partita, può essere una partenza, diciamo, difficoltosa, alla quale nessuno dei due mister vuole essere sottoposto. Veniamo quindi alla telecronaca dopo questo preambolo di gioco. Come abbiamo detto, le due squadre non stanno tanto a riscaldarsi, stanno partendo a tutto spiano. Adesso l'azione di Poli, che era riuscito a svincolarsi, portarsi verso il portiere Sanson, è mancato il tiro finale, quindi sfuma l'occasione, la prima occasione quando siamo al terzo minuto di gioco, esattamente al terzo minuto di gioco, una ghiotta occasione del Tiene, che se l'era costruita un po' da solo il numero 13 del Tiene. Vediamo il Montecchio in attacco. Guglielmi adesso muove palla per Zanini che va al tiro, bomba da lontano, proprio da metà campo, però non impensierisce Comin, che ribatte senza problemi, e quindi occasione per il Tiene. Vediamo intanto qui assieppati nelle tribune il pubblico delle grandi occasioni. Anche da parte del Montecchio Precalcino c'è una presenza notevole a sostenere i propri beniamini, e di questo non può che giovarsene lo spettacolo, perché anche i giocatori, vedendo una coreografia del genere, metteranno in campo qualcosa in più di quello che devono fare per rallegrare, far risultare e esaltare i propri tifosi. Allora conclude adesso l'azione in attacco il Montecchio, riparte il Tiene, scontro fra Poli e Guglielmi, alla fine capitola, recupera palla il Montecchio dalla valle per Guglielmi, manca l'ultimo tocco, ancora il Montecchio in avanti, insiste, però subisce un contropiede. Il buon Ballardin riesce a tirare gli ultimi tiri che in queste partite è riuscito a mettere in grossissima difficoltà, a trovare vari gol, fa quei tiri accompagnati che sfiorano le gambe del difensore e arrivano addosso al portiere senza neanche poter valutare la velocità o la direzione, quindi molto pericolosi. Però non sortisce l'effetto voluto, quindi deve ripartire il Tiene,
si chiude la difesa con Dalla Valle che ferma Ballardini e quindi adesso muove ancora palla il Montecchio Precalcino, la palla esce e quindi se ne impossessa il Tiene e Ballardini infatti che viene in avanti deve trovare lo spazio giusto per il momento, a parte quel colpo ed attenzione, stavo dicendo, passa in vantaggio il Tiene con un tiro al quinto minuto di gioco, un tiro di Rigo che forse era un passaggio, è stato deviato da un difensore, ha preso in contropiede il portiere Sanson che si stava portando verso il centro della porta, è terminato in rete, sblocca così il risultato il Tiene, molto fortunosamente, perché non era un tiro verso la porta, bensì un passaggio per il compagno. Sta di fatto che il tocco della difesa del Montecchio Precalcino ha messo fuori uso il portiere e quindi si è insaccato nella sua porta. Sta di fatto che 1-0 per la squadra di casa. Ma come avevamo già detto prima, partita lunghissima, molto corretta, perché al momento ancora un fallo di squadra ha decretato il direttore di gara, il signor Adriano Scozia, aiutato al tavolo da Giacomo Vischio. Allora è Pozzo adesso in questo momento, Zanini ripari, scivola la palla, contropiede del Tiene, passa Ballardin supera Sanson, si porta al centro ed segna Ballardin. Ottima l'interpretazione della fase di attacco, Conzato passa Ballardin che si accentra, si libera del portiere ed insacca. Sono 2-0, quinto e sesto minuto, presi un po' in contropiede i giocatori del Montecchio Precalcino. Vedete il capitano Zanini ha uno scatto un po' di nervoso, certamente. Non se l'aspettava, il primo sicuramente, e la prima rete non è colpa di nessuno perché c'è stata una fortuita deviazione, ma questa seconda, il contropiede, è stato ben costruito dai giocatori del Tiene. Capitano Conzato serve Ballardin che si accentra, supera Sanson ed insacca a portiere battuto. Vediamo se mister Zanfi avrà richiamato i propri giocatori. Vediamo intanto che c'è un primo cambio fra le fila del Tiene, esce Poli ed entra col numero 19 Damiano Dalprà, mentre immutato il quintetto del Montecchio Precalcino che adesso con Zanini si avventa un tiro da metà campo, ancora Ballardin, tocco di Ballardin. Primo fallo di squadra, il difensore batte sulla stecca di Ballardin al momento del tiro, quindi il signor Scozia decreta il fallo appena fuori dall'area. Tira, deviazione, palla ancora al Tiene. Stavo dicendo, quando c'è stata la seconda rete, che il Tiene non aveva, a parte l'azione di Poli solitaria, non aveva ancora confezionato qualche azione pericolosa e invece c'è stato subito la rete di Ballardin. Adesso contropiede del Montecchio Precalcino che affida al capitano Zanini il tiro.
però recupera molto bene, già un 3 contro 2, vediamo Ballardin, para, questa volta Sanson riesce a metterci palla, ancora Rigo, altro tiro tu per tu col portiere, veramente molto efficace fino a questo momento l'azione, soprattutto in contropiede del Tiene, diventa molto pericoloso proprio quando riesce a portarsi a tu per tu dentro l'area davanti al portiere Sanson. Quindi il Montecchio deve fare molta attenzione soprattutto sulle ripartenze micidiali del Tiene. Adesso riesce a recuperare palla, il Tiene, viene avanti con Rigo, Gonzato, alza la palla dalla valle, quindi palla sicuramente in attacco per l'Hockey Tiene quando siamo al 7° minuto di gioco, risultato 2-0 a favore dei gialloblu. Di casa Damiano Dalprà riesce a conservare la palla nonostante abbia tirato, rimbalzato, tiro di Ballardin, Insacca, non abbiamo capito, ma sembra che il direttore di gara non abbia convalidato. Il Montecchio è partito a tutta velocità, un tiro dalla metà pista di Ballardin, si era insaccato, però sul fischio di fine possesso, e quindi il signor Scozia non ha convalidato la rete e quindi il risultato non cambia, sempre 2-0. Bomba di Guglielmi, sfruttano questo gioco dei tiri da metà campo. Per il momento Comì ha sempre risposto a dovere. Adesso Ballardin sicuramente il più attivo dei giocatori del Tiene, anche diciamo in fase di grazia, soprattutto in queste ultime gare i suoi tocchi risultano o micidiali oppure riesce ad andare a rete. Bomba di Gonzato, para Sanson, ancora possesso per il Tiene. Rigo trasferisce palla ad Dalprà che si riesce a liberarsi, non però a tirare, ma viene agganciato da dietro. Vediamo un attimo se riesce. Viene agganciato e gli viene combinato un blu al numero 9 del Montecchio. Sì, lo aggancia inavvertitamente, lo aggancia mentre Dalprà stava girando dietro porta, quindi occasione al nono minuto di gioco. Punizione, tiro diretto di punizione da parte di Ballardin, che è già sul dischetto. Muove palla Ballardin, ed insacca la terza rete al 9° minuto. Esecuzione molto studiata, riuscita a portare sia da una parte che dall'altra Sanson e poi l'ha trafitto sotto la spalla sinistra nel momento con un'esecuzione, un tiro preciso. Ha aspettato fino all'ultimo il momento per tirare. Perfetta esecuzione, come avevamo detto, Ballardin in fase di grazia in questo periodo. Tutto quello che tocca si trasforma in gol, quindi anche questa esecuzione è stata precisa, accurata e micidiale. Porta a 3 le reti
del Tiene, adesso occasione per Dalprà, riesce Sanson in qualche modo a deviare la pallina che si stava insaccando sotto il 7 alla sua destra. Il Montecchio Precalcino deve sicuramente mettere in campo un po' di più determinazione, ma nello stesso tempo anche un po' più calma. Vediamo, c'è stato qualche cambio, è entrato col numero 7 Mandarini fra le fila del Tiene, e sempre il numero 7 anche Tiella Filippo per il Hockey Montecchio. Si muovono molto bene i giocatori del Tiene, rimasti un attimino, forse un attimino sbaragliati i giocatori del Montecchio, che però non vogliono lasciare trascorrere troppo tempo, imprimere anche loro un certo cambiamento nel risultato che li vede ancora fermi a 0 reti. Mandarini adesso è il Tiene con Dalprà sempre in attacco, bene contrastato da Zanini, che però non gli lascia spazio, deve per forza ripiegare, servire il capitano, che però perde palla, recupera Tiella da Zanini. Zanini va al tiro passaggio che però non raggiunge Tiella. Ripartenza di Ballardin, Mandarini, tiro deviato, palla in attacco al Tiene. Bella la partita fino a questo momento. Non abbiamo visto una fase prolungata in attacco del Montecchio, ecco, questo forse che manca ancora alla formazione di Zanfi, rimanere in attacco. Vediamo con Guglielmi che azione individuale è riuscito a portarsi davanti a Comin, adesso Conzato per Ballardin, non riesce il tocco davanti alla porta da solo, non riesce il tocco, sarebbe stato forse un eccesso. Sta di fatto che l'azione ben congegnata era stata fatta proprio perché avvenisse quel ultimo tocco finale. Allora riparte il Montecchio con Zanini che serve Tiella, ripartenza però del Tiene sul recupero di Ballardin. Mandarini perde l'attimo propizio per il tiro, ancora però Mandarini da solo. Mandarini tiene la palla, attaccato da Guglielmi che non gli dà spazio, deve ripiegare su Conzato che viene in avanti adesso, azione un po' prolungata del Tiene, si libera Dalprà, la palla rimane lì davanti agli occhi di Sanson, alla fine viene recuperata da Dalla Valle che vediamo imposta l'azione per il Montecchio, sempre affidata a Capitan Zanini. Andrea, era giusto l'imbeccata per Tiella, si trovano molto bene i due giocatori, però questa volta ci mette la stecca Comin. Allora Ballardin per Dalprà ancora Ballardin si libera, entra in area, tocco di Mandarini non perfetto, sguscia dallo specchio della porta, va a infilarsi in fondo alla pista, la recupera il Tiene, ancora prolunga l'azione il capitano del Tiene, affida a Mandarini si fa bloccare il tiro dall'esperto Zanini, che passa un pregevole tiro per Guglielmi, ancora Zanini va al tiro, para Comin, ancora un passaggio per Tiella che si fa sempre trovare pronto. Questa volta il Montecchio ci mette tutto quello che avevamo detto proprio fino a questo momento, è diventato pericoloso anche la squadra ospite. Cambio, esce Ballardin, entra Poli, riparte il Tiene con Conzato che serve,
Dalprà perde il momento del tiro proprio sul accorrere di Tiella che gli ruba la pallina e deve quindi ripartire il Tiene a costruire. Vediamo Poli dall'indietro per Dalprà, Dalprà si porta in avanti, conclusione, para Sanson, para e blocca la palla. Para e blocca la palla Sanson. Intanto time out chiamato da mister Ivano Zanfi. Time out quando siamo al 15° del primo tempo, 15° minuto del primo tempo, sul risultato di 3-0 per la squadra di casa. Reti, come voglio ricordare, il quinto rete di Rigo, al sesto raddoppia Ballardin e al nono su tiro di punizione insacca ancora Ballardin. Vediamo che c'è stato qualche cambio fra le fila del Montecchio, adesso scende in campo con Zanini Andrea, Filippo Tiella, Nicola Pozzo e con il numero 23 Elia Guglielmi. In porta sempre Sanson, palla 2, alla fine Poli riesce a recuperarla, vediamo attaccato da Zanini che commette fallo per bloccarlo. Siamo al secondo fallo, pensate, solo 2 falli fatti dall'Hockey Montecchio, 0 per il Tiene, quindi una partita che si sta scorrendo nei binari di una correttezza veramente incredibile da parte dei giocatori che pensano solo al risultato. Ora Poli deve dare all'indietro e costruire un po' da lontano il Tiene. Difesa molto chiusa del Montecchio, recupera palla Elia Guglielmi entra in slalom, proteste, ma forse si poteva, ma comunque l'arbitro non ha fischiato niente. Altro tiro di Dalprà, la palla deviata stava carambolando in rete, sulla rete di Sanson. Ancora Dalprà non trova lo spazio. Come stavamo dicendo, evidentemente il mister Zanfi ha richiamato i giocatori a una difesa molto più coriacea di quella messa in campo nei primi minuti ed effettivamente adesso fa un po' fatica il Tiene a trovare il pertugio per un passaggio che possa poi concludersi a rete. Poli per Mandarini, nulla di fatto davanti a Sanson, perde palla, Tiene, passa troppo all'indietro, quindi palla in attacco al Montecchio, precalcino, si incarica Pozzo dell'esecuzione, neanche a dirlo a Zanini imposta per Guglielmi, ancora Pozzo, sempre Zanini che capitano del Montecchio, alla fine serve Pozzo, gli ritorna la palla, Pozzo non riesce a tirare, non riesce ad entrare nella difesa del Tiene, chiude molto bene Poli e poi va al tiro, Conzato che dà all'indietro per Mandarini che sembrava avere una stecca di rink hockey, raccoglie la palla, la alza e la insacca nella porta di Sanson, azione incredibile, Conzato dall'indietro, Mandarini riesce ad alzare la pallina quando siamo mancano 7 minuti e 30 secondi al termine del primo tempo, porta a 4 le reti del Tiene. Quindi 17° del primo tempo, rete di Mandarini sul passaggio di Conzato.
pregevole l'esecuzione, forse fortunosa anche perché il tiro che voleva andare di potenza alla fine è stato colpito dalla parte alta della stecca che l'ha alzato smorzandolo e superando con un pallonetto il portiere del Hockey Montecchio. Ancora recupera palla Conzato, va al tiro, sfiora il palo, ancora in attacco il Tiene, evidentemente questa volta però passa in maniera dal pre in maniera sbagliata, quindi Mandarini lascia passare il tempo, non rischia un tiro che poi potrebbe essere stato intercettato. Guglielmi non ce la fa, passa all'indietro, Zanini, chiuso fra due giocatori, riesce a mantenere il possesso della palla, alla fine deve dare all'indietro per Dalla Valle, va a tiro, raso terra, pericoloso, non c'entra la porta per fortuna e quindi nulla da fare, bomba di Mandarini, tiro deviato. Attenzione, cambio ancora fra le fila del Tiene, entra Pellizzari e esce Ballardin, fa ruotare la panchina mister Retis in virtù del vantaggio di 4-0, fa rifiatare i propri giocatori concedendo spazio anche agli altri. Primo fallo di squadra del Tiene, riparte il Montecchio, Guglielmi, riparte capitano Conzato da Tobias Pellizzari, tiro, sbuccia l'asta, mi sembra il palo traverso il Tiene, fase un po' confusa, non ben scandita avevamo visto un fallo, la partita si è un po' accesa, l'arbitro non dà segni se proprio non ci sono falli molto gravi. Allora Poli che però si è interrotta in questo momento dall'arbitro, esce Conzato, entra Rigo intanto fra le fila del Tiene, ancora il Tiene in attacco con Poli da Rigo scende sulla destra, non forza il passaggio, preferisce far ripartire Poli da lontano. Ancora il Tiene in avanti col possesso di palla e Rigo. Poli si libera di Pozzo, non riesce però a tirare. Ancora all'indietro per Rigo. Fallo. A onor di cronaca dobbiamo dire che il Montecchio Precalcino si è presentato non con la squadra diciamo in perfetta linea, mancano infatti il forte giocatore Giuliani e Davide Zanini, quindi due giocatori rocciosi, fisici, due motorini nel gioco, nel possesso palla e quindi anche per questo fatto forse è un po' sfuggito questo primo tempo, i giocatori avrebbero dato maggior peso sicuramente sia alla fase difensiva che a quello di attacco.
potendo contare oltre che all'esperienza, anche su un fisico notevole, oltre alla tecnica posseduta da entrambi. Allora vediamo punizione in attacco per il Tiene, sono 4 adesso i falli di squadra per il Hockey Montecchio, 4-1, però come abbiamo detto, a parte qualche fallo di nervosismo, per il momento la partita è correttissima. Bomba di Mandarini, para Sanson sulla ribattuta, e Dalla Valle che al volo tenta di fare conclusione. Adesso è Dalla Valle, tiro molto violento, para Comin, piazzato, molto piazzato, risponde a dovere al forte tiro del giocatore del Montecchio. Ora Tiene decide di far trascorrere un po' di tempo. Bomba di Pellizzari invece, altro che far trascorrere, tira addosso a Sanson che si difende egregiamente rispondendo a dovere. Guglielmi non riesce a tirare per il tocco di Rigo che gli butta via la pallina. Ancora Zanini alla fine, Poli, e poi Rigo che si presenta da solo davanti a Sanson e lo trafigge al 22esimo minuto. Rigo in azione individuale si libera di Zanini, arriva davanti a Sanson, lo fa stendere per terra e poi lo insacca sotto l'asta. Nulla da fare per l'incolpevole portiere, ma un'esecuzione perfetta da parte del forte giocatore del Tiene di provenienza trissinese. Conclude così con addirittura 5-0 il primo tempo. Per il momento mancano 2 minuti e 14 secondi di gioco, un primo tempo superbo da parte del Tiene, primo tempo veramente superbo, più che una notevole diciamo forza di gioco o azioni prolungate. Senz'altro è riuscito con la lucidità, con quella voglia di segnare, a sfruttare quasi tutte le occasioni che gli si sono messe davanti, e poi ha eseguito in maniera eccellente i tiri micidiali che hanno piegato il portiere Sanson. Dalla Valle che passa a Pozzo, occasione per ridurre lo svantaggio. Questa volta Pozzo non riesce a indirizzare bene, aveva girato dietro la porta Dalla Valle, aveva dato un pregevole passaggio a Pozzo, forse troppo veloce, e non è riuscito a indirizzare in porta. Ancora Comin si piazza, si para davanti stendendo il corpo a terra e bloccando tutti gli spazi per il Montecchio. Adesso in attacco il Montecchio con Pozzo difende bene la sfera, serve Zanini, tiro, para Comin, deviazione. Palla in attacco esce direttamente, scusate, palla al Tiene. Siamo agli ultimi 60 secondi di gioco con Rigo che viene in avanti, tiro, para questa volta Sanson, uscendo un attimino dalla porta riesce a bloccare, chiudere lo specchio della porta. Ancora il Tiene prosegue nel questa fase, per lui un primo tempo veramente molto fruttuoso, che vuol concludere nei migliori dei modi. Poli para Sanson, ancora possesso palla per il Tiene, 30 secondi al termine del primo tempo. Gira palla, tiro di Pellizzari, rimbalza sui pattini di Dalla Valle che si fionda in avanti, non supera però Rigo.
dà a Guglielmi a Pozzo, alla fine arriva Zanini, ultimi 8 secondi, vuol liberarsi per tirare, vediamo, la palla esce sulla deviazione della difesa del Tiene. Ultimi 2 secondi di gioco di questo primo tempo. Termina in questo momento il primo tempo, che ha chiuso in maniera egregia il Tiene, non ha giocato per niente male neanche il Montecchio, sta di fatto che il risultato si chiude con un perentorio 5-0. Questa prima frazione di gioco, a voi tutti, a risentirci fra 10 minuti circa.
Riprendiamo la telecronaca, gentili ascoltatrici e ascoltatori, qui dalla pista Ceccato di Thiene. Trasmettiamo l'11° incontro del campionato di Serie A2 Girone A fra Hockey Thiene e Hockey Montecchio Precalcino. Al termine del primo tempo il risultato è largamente in favore della squadra di casa del Thiene per 5-0. In virtù di un primo tempo sontuoso, ben registrato dall'allenatore Retis. I giocatori del Thiene hanno messo in campo una determinazione ma soprattutto una lucidità nella fase conclusiva dell'azione, l'esecuzione finale per così dire, e che ha fruttato le 5 reti che hanno un po' piegato le forze del Hockey Montecchio, almeno nella prima frazione di gioco. Adesso vediamo come si svilupperà questo secondo tempo. Intanto Poli è riuscito a recuperare palla, va al tiro, para Sanson e palla ancora del Thiene. Sceso in campo il Thiene, sempre vediamo che ha cambiato il portiere. Il Thiene ha messo in pista il numero 10 Alberto Dallavecchia, poi vediamo Rigo col numero 9, Poli col numero 13, Ballardini numero 16 e Conzato il capitano col numero 17. In porta, come abbiamo detto, neoentrato Alberto Dallavecchia col numero 10. Il Montecchio Precalcino è sceso in campo in questa seconda frazione di gioco, sempre con il numero 99 Sanson in porta, poi il capitano Zanini, numero 6 col numero 9 Pozzo, col numero 44 Dalla Valle e col numero 23 Lia Guglielmi. Subito si è acceso già i primi scontri, siamo al primo minuto di gioco, palla al Thiene, ci sono già state un paio di conclusioni che però il portiere è riuscito a sventare. Ancora Sanson ruba palla a Conzato, scontro a centrocampo. Onestamente non abbiamo visto come si è, ma corpo a corpo fra Poli e Dalla Valle. L'arbitro non ha fatto una piega, non ha detto niente, ha fatto continuare la partita. Infatti sta continuando la partita. Adesso Pozzo riesce a prendere il possesso della palla, supera Poli, dà a Guglielmi che va al tiro, sbilanciato, commette fallo Poli su Guglielmi, è il secondo fallo di squadra del Thiene. Vediamo all'esecuzione Zanini aveva fatto un pregevole passaggio a Pozzo che però non ha raggiunto la sfera. Adesso bagarre nell'area del Montecchio, alla fine è Zanini che ne esce a tutta velocità, porta in avanti la palla, Ballardin Caparbio lo blocca, recupera la sfera, serve Rigo, alla fine il Thiene fa girare la pallina e ancora passaggio di Conzato ad uno sgusciante da dietro porta Andrea Poli che con una deviazione micidiale insacca ancora, sguscia da dietro porta e insacca al terzo minuto del secondo tempo, rete di Poli.
si stanno un attimo accendendo gli animi. Adesso un corpo a corpo fra Zanini e Poli, viene chiamato il fallo di squadra per il Hockey Montecchio, che sta arrivando al numero 7, quindi dovrà fare attenzione perché passaggio di Poli, pallina che rimane davanti alla porta di Sanson, in qualche modo riesce la difesa ad evacuare la pallina, però il possesso è sempre del Tiene. Forse anche questo è uno dei punti di forza di questa gara, dove il possesso palla ancora del Tiene, ancora Poli, ancora davanti a Sanson e ancora riesce a superarlo con un pallonetto. Questa volta rete di Poli, azione individuale, la pallina rimane lì. Effettivamente i due giocatori del Montecchio non si avvedono della pericolosità e segna ancora Poli. Ormai il risultato è troppo largo. Effettivamente sono un po' sconfortati i giocatori del Montecchio. Fa qualche cambio mister Zanfi, qualche cambio, inserisce col numero 77, inserisce Martini, se non sbaglio, Pietro Martini, inserito in questo secondo tempo al gioco per dare modo di respirare ai giocatori, ma anche poter dare una chance a questo giovane giocatore. Forse mai che si cambia un po' il senso della gara. Poli ancora in avanti. Serve Conzato, ferma la pallina ma non riesce a trattenerla. Guglielmi recupera palla, la difende, alla fine la perde per l'azione di Poli. Serve Conzato va al tiro, la pallina rimane lì, riesce la difesa a liberare, difesa del Montecchio, palla Pietro Martini, 77 bianco-verde. Adesso è Pozzo che chiama, sempre nessuno ci sta a mollare né da una parte né dall'altra, quindi queste azioni di fisico portate avanti, di forza, di velocità, di istinto, buono il passaggio di Rigo, che però rimbalza davanti all'area, non se ne avvede Ballardin, sfuma l'azione del Montecchio che però mantiene il possesso palla. Entra, adesso esce il numero 23 Elia Guglielmi ed entra Tommaso Graziani col numero 66, butta in pista i giovani Zanfi. È Dalla Valle adesso che foraccia, come si suol dire, butta, come si diceva una volta, butta fuori la pallina per non incorrere nell'antigioco. Allora Ballardin, Pellizzari, tiro forse deviato, va sopra e di molto alla porta di Sanson. Graziani esce la pallina. Vediamo che ha dato un cambio anche a Capitan Zanini, aveva fatto tutto il primo tempo, effettivamente necessitava di un momento di pausa anche il forte capitano del Montecchio.
E Poli che gira, passa a Ballardin, Ballardin alza la pallina, Sanson si stende, non riesce, si chiude le maglie della difesa del Montecchio. Allora è Pietro Martini che cerca di servire Pozzo, ma ci si mette di mezzo Ballardini. Poli recupera palla, serve Ballardin conzato, questa volta Sanson para, si distende perfettamente e para. Allora Martini piazzato a rombo adesso il Montecchio per Calcino. Graziani viene su, serve Dalla Valle, tiro di Dalla Valle, para Comin con l'aiuto di Ballardin, riesce a sventare. Allora Poli nel ribaltamento di fronte, altra ripartenza del Montecchio, Dalla Valle litiga un pochino con la pallina, la perde, recupera il tiene ed è Poli che alla fine si fa superare da Dalla Valle, tiro di Pozzo, sembrava ben indirizzato, Comin ancora piazzato, adesso è Pellizzari fa girare a vuoto i giocatori del Montecchio, mantiene il possesso, palla, serve Ballardin, tiro, Sanson. Non abbiamo visto se la palla aveva superato la linea, sta di fatto che l'arbitro ha bloccato l'azione, palla a 2. Adesso stiamo dando un'occhiata al replay che abbiamo qui su un secondo monitor. Forse aveva superato di poco la linea, però c'era un giocatore davanti e quindi il signor Scozia non poteva avvedersene. Pozzo, tiro, buono, para Comin, ancora il Montecchio in possesso palla e la giovane coppia Graziani-Martini che ha fatto anche qualche anno qui al Tiene, adesso sta giocando per il Montecchio Precalcino, sta dandosi da fare, mettendosi un po' in mostra, ecco. Martini non riesce a superare Poli, allora Pozzo e Pellizzari, alla fine la palla va a Graziani, colpo di Dalla Valle che sbuccia la pallina, recupera il Tiene, Poli, ancora Poli, tiro, para Sanson, stava indirizzando la pallina vicino al palo sinistro, però in qualche modo Sanson è riuscito a parare, era anche ben piazzato, se l'aspettava evidentemente, para col guantone. Allora i Mandarini, adesso ne è entrato che recupera palla, serve Poli ancora in avanti, Poli, Pellizzari, gioca alla lontana il Tiene, facendo girare molto bene la palla per mantenere il possesso della palla, tiro di Mandarini, un palo interno micidiale, sposta la porta quasi, questa volta Sanson battuto è stato graziato sulla bomba di Mandarini e sul tentativo di ribattuta di Pellizzari che non è riuscito a indirizzare la sfera verso la porta. Adesso il Montecchio in avanti, ancora con Martini, non filtra il passaggio ma mantiene la palla,
La recupera Poli, Poli serve Conzato, Conzato non supera Martini che chiude i pattini e ferma la pallina e allora dà la possibilità al Montecchio di portarsi in avanti. È Graziani che scende sulla fascia destra della pista. Vediamo il Montecchio fa fatica a trovare il pertugio giusto. Mandarini contrastato irregolarmente, scusate, Martini è contrastato irregolarmente da Mandarini, alla fine commette fallo, però c'è un time out chiamato da Nicola Retis che dà le ultime istruzioni ai propri giocatori. No, non è Comini, Alberto. Ah, ok. Sì, sì. Allora riprende il gioco, fallo per il Montecchio per calcino, Martini sulla sfera, tocca per Pozzo, imposta l'azione Graziani che dà al neoentrato il numero 12 Gianni Carraro, ha ringiovanito in maniera micidiale la squadra Zanfi mettendo proprio i giovani in pista. Adesso conclusione di Mandarini che in qualche modo riesce a sventare Sanson, riparte Tiene e Dal Pra adesso che è entrato da poco, tocco di Poli per Pellizzari, para Sanson, ancora Dal Pra, riesce a chiuderlo Graziani, però il possesso mantenuto dal Tiene. Ancora Poli contrastato da due giocatori, gli ruba palla Pozzo, imposta l'azione Pozzo per Graziani, Graziani è davanti alla porta di Dalla Vecchia che riesce a chiudere, c'era Carraro, ma c'è qualche fischio da parte del pubblico, ma non abbiamo visto qualcosa di irregolare effettivamente. Allora ancora Graziani, va al tiro, para Dalla Vecchia, parata all'ultimo momento, alza il guantone e ormai la pallina stava entrando, l'alza più per riflesso che per averla vista e sventa la rete. Pregevole la parata del portierone del Tiene, entrato nel secondo tempo, si è fatto subito riconoscere per un paio di parate eccezionali come quest'ultima. Allora Mandarini serve Dal Pra che non aveva neanche in mente di tirare, ci pensa adesso, para Sanson, ancora palla al Tiene, altra bomba deviata, esce dalla linea di porta, quindi recupera il Montecchio con Martini che vuole impostare 14esimo del secondo tempo. Il risultato, come abbiamo detto, 7-0 per il Tiene, un risultato perentorio che non lascia dubbi, pur essendoci ancora tanto tempo. Ancora Poli, tiro, Sanson disteso a terra, riesce a parare, ma possesso è sempre dalle parti del Tiene, si scaraventa in avanti adesso Dal Pra.
Dal Pra va al tiro, para Sanson e ancora palla al tiene, slalom di Poli, si distende Sanson e blocca il tiro, l'ennesimo tiro micidiale di Poli che si stava inoltrando nella rete, ma Sanson non gli dà questa soddisfazione, riesce a chiudere molto bene. Effettivamente adesso altro tiro di Tiella che è entrato, non impensierisce Dalla Vecchia, ancora palla al tiene, Mandarini dal Pra per Mandarini, blocca Sanson, riparte il Montecchio con Martini non riesce a far filtrare il passaggio, c'è un certo Poli lì davanti che gli blocca il pertugio, va avanti, non riesce a tirare, però mantiene il possesso palla, altri 45 secondi per il Tiene, riesce a mantenere, come non detto, blocca l'azione il signor Scozia, fallo di squadra del Tiene, palla al Montecchio, Tiella che viene in avanti, Graziani, in questo momento la gioventù del hockey in Montecchio si sta tutto sommato facendo rispettare, e questa volta Graziani non riesce a tirare dal Pra, ma Mandarini gli va dietro, quindi non si riescono a passare palla, tira allora Pellizzari, risponde Sanson, adesso fallo di reazione combinato a Pellizzari su una spinta da tergo del numero 12 Carraro, reagisce con una gomitata, il signor Scozia piazzato a circa 2 metri, non vede tutto, registra e combina un rosso diretto a Pellizzari. È un fallo di nervosismo, di reazione che non ci voleva. Giocatore di esperienza come Pellizzari non doveva incorrere su questa reazione, anche perché il fallo del giovane giocatore Carraro non era così cattivo, diciamo, tentava di metterci il corpo, ma non un fallo cattivo. Tiro diretto affidato al Filippo Tiella. Muove palla, tira, para Dalla Vecchia. Adesso però saranno 4 minuti in inferiorità numerica da parte del Tiene. Poli si porta dietro porta, gli bloccano subito la pallina Martini e Graziani e quindi si mette a 3 il Tiene, si dispone a 3, vediamo il Montecchio se riuscirà a piazzare, no, non riesce perché Graziani tira, ma il tiro viene smorzato, allora Mandarini, azione solitaria, recupera palla, tiro accompagnato sul 7 e si libera di un giocatore, di un altro, fa il tiro accompagnato, non ci può fare niente Sanson. Esecuzione micidiale di Mandarini. Sapevamo che era in forma anche questo giocatore dopo le prime partite che non aveva trovato, gli era fatto un po' male, adesso sta ritornando agli splendori di inizio campionato. Con questa esecuzione porta a 8 il vantaggio del Tiene a 7 minuti e mezzo circa dalla fine della partita.
palla a centrocampo, muove Carraro, come abbiamo detto la gioventù del... E nonostante, è il Tiene che ha fatto rete, quindi logicamente mantiene il power play, dunque erano 7 minuti e 42 secondi, quindi saranno a 3 minuti e 42, a meno che non segni il Hockey Montecchio, che potrà entrare il quarto uomo per il Tiene, ma in 3 stanno muovendo bene la palla. È Poli che tiene il possesso, attaccato da 2 giocatori. Alla fine fortuitamente arriva palla a Lievore, che neoentrato fra le fila del Tiene. Adesso fallo di squadra di Ballardin, ma palla ancora al Montecchio, Precalcino, a circa altri 3 minuti di superiorità numerica, quindi c'è tutto il tempo per piazzare, per così dire, la botta vincente. Risponde Dalla Vecchia, possesso palla del Tiene adesso, è Lievore per Poli in avanti, gli blocca la palla Sanson in fase corretta perché la posizione era dentro l'area, quindi nulla da recriminare. Ballardin che non supera Graziani. Allora Poli, non resta, è inutile andare in avanti, si tratta di mantenere il possesso della palla facendola girare e cercando di smarcarsi. Infatti mette Ballardin davanti a Sanson, ancora una rete, triangolazione micidiale, Ballardin e seconda rete in inferiorità numerica, però lasciano spazi notevoli. Questa volta Ballardin si trova davanti a Sanson e riesce a trafiggerlo al 19esimo del secondo tempo. Ancora la possibilità per il Montecchio di andare a rete, almeno per la rete della squadra, come si suol dire, un gol per la bandiera, insomma, no? Recupera palla infatti il Montecchio, circa un minuto ancora in superiorità numerica, non riesce Tiella a momento, perché Sanson si lamenta, gli è sfuggito una fibbia dal gambale. Ancora un minuto scarso per la superiorità numerica del Hockey Montecchio. Sistemato l'attrezzatura del portiere, può ripartire il gioco. Ballardin che è nuovamente entrato, altro tiro, questa volta respinge la difesa. E allora è il Montecchio con Martini
contrastato da Poli che commette fallo di squadra. Ancora molta determinazione a 4 minuti e 14 secondi dal termine della partita, ancora molta determinazione da parte dei giocatori del Tiene che non vogliono in nessun modo mollare le redini di questo match. Come dicevamo, ancora pochi secondi per la superiorità numerica, il power play del Montecchio e Graziani va al tiro, Lievore ferma, palla a Tiella, nulla da fare. Allora Poli, che contrastato da due giocatori riesce comunque a mantenere il possesso della palla. Muove per Dalprà e termina così il power play per il Montecchio. È tornato in 4 unità esterne il Tiene. Dalprà gira attorno al campo, non punta più la porta e invece la punta Poli. Ballardin, Dalprà, ancora in avanti il Tiene a 2 minuti e 50 secondi al termine della partita. Poli che va, alla fine era entrata la pallina, però aveva fischiato l'arbitro Scozia. Palla a 2 e Poli che ruba la palla a Martini, non si sa dove voleva passarla, perché forse sotto la gabbia di Sanson. Dalprà riesce a girare davanti a due difensori. Alla fine la caparbietà di Tiella riesce a recuperare palla, va al tiro, nulla di fatto e Poli da solo, Poli contrastato, cade a terra, qualche giocatore gli si era aggrappato sulla schiena, però l'arbitro ha detto di proseguire. E Tiella adesso che alza la palla, Dalla Vecchia, colpo di testa col casco, Dalla Vecchia, tiro di Lievore, para Sanson, gli blocca la felicità del gol, della rete. E Dalprà ancora in avanti il Tiene, siamo attorno ai 80 secondi dalla fine della partita, risultato 9-0. Ancora Ballardin, però commette fallo di squadra Lievore su il movimento per andare verso la porta. Ancora Poli che ruba palla a Martini, ancora Poli, ancora in attacco il Tiene, 60 secondi al termine dell'incontro, ormai vuole finire forse in bellezza il Tiene. Lievore per Ballardin, conclusione, forte deviazione, nulla di fatto, palla ancora al Tiene. E Dalprà che come tutti i giocatori vogliono finire in pieno attacco, fischio dei 40 secondi, quindi ancora Graziani adesso, Graziani che serve, Martini, rete del Montecchio, precalcino, 17 secondi al termine dell'incontro, rete
rete di Martini, bellissima esecuzione di Graziani che serve Martini, tiro al volo, supera Dalla Vecchia, rete di Martini, bellissimo, bellissimo. Ancora Pozzo si fionda in avanti, tiro, nulla da fare, riparte Ballardin, 3 secondi, ancora Ballardin, fischio della partita, termina in questo momento il match, triplice fischio da parte del signor Scozia, è terminato il derby fra Hockey Tiene e Hockey Montecchio Precalcino, risultato 9-1, quindi risultato perentorio che non lascia spazio a dubbi. Con questo risultato, con lo scambio dei saluti fra i giocatori in pista, io vi auguro un buon sabato, chiaramente una buona domenica. Adesso ci sarà una pausa fino al 6 aprile, sia per consentire la Coppa Italia di categoria, sia per la Pasqua. Inizieranno i prossimi incontri di campionato il 6 aprile, ma appuntamento qui sulla pista del Ceccato, pista Ceccato di Tiene, il 13 aprile, quando giocherà nuovamente in casa la squadra giallo-blu. A voi tutti un cordiale saluto da Modesto e un arrivederci al 13 aprile. Buonasera.